La destra ha vinto, noi rispettiamo questo risultato, ora aspetterà la destra a governare e noi faremo un'opposizione dura e democratica con l'obiettivo di ritornare a conquistare la maggioranza della fiducia degli italiani. Faremo un'opposizione dura e democratica perché mi ha un po' impressionato che ieri le prime congratulazioni siano venute alla Meloni da parte di Orban, da parte della Le Pen. Insomma, la responsabilità del governo sta a loro, noi dovremmo vigilare bene perché non avvengano storture nel nostro governo e nel sistema. Ha vinto la destra indubbiamente, però non è che la destra rappresenta la maggior parte del paese e forse c'è stato un autogol da parte del Partito Democratico in questo senso. Ma il Partito Democratico ha tentato di costruire un'alleanza larga, plurale, che andasse dal Movimento 5 Stelle fino alle forze di centro, di Calenda. Purtroppo per l'egoismo di queste forze politiche non si è riusciti a costruire questa alleanza larga e invece noi abbiamo la dimostrazione ora con i dati che abbiamo a nostra disposizione che se ci fosse stata questa alleanza, questo famoso campo largo, avremmo vinto le elezioni. Letta. E in secondo luogo i dati dimostrano che il centrodestra per questa legge elettorale ha la maggioranza dei seggi ma non ha la maggioranza dei voti. Tornando al PD, Letta si dimetterà, è necessario un cambio al vertice? Penso che ci voglia una riflessione molto profonda, un vero e proprio congresso, potremmo dire, di rifondazione del Partito Democratico, e che ancora di più sappia entrare nel merito di progetti, di programmi, e con la capacità anche di attrarre nuove energie, giovani.